Una nuova protesta all'ex base militare di Conetta di Kona. È la volta dei migranti nigeriani a essere radunati attorno all'ingresso ed esporre striscioni di protesta. Vorrebbero che cambiasse il referente interno della cooperativa che gestisce il servizio al campo e qui, secondo gli stessi responsabili della Coop, entra in scena un conflitto già visto in altre strutture, quello fra ospiti francofoni e anglofoni. Essendo l'attuale referente interno ivoriano, i nigeriani valutano di subire una disparità di trattamento. Non è quindi una novità che fra i due gruppi non vi sia troppa interazione. Attività serrate per identificare i facinorosi della rivolta di Kona, perché probabilmente ci sono stati commessi dei reati penali. Beh sì, sono in corso delle indagini che stanno conducendo i carabinieri e anche la Digos e si sta cercando di verificare le varie responsabilità. I reati potrebbero essere anche sequestro di persona? Si sta cercando di capire bene che cosa è accaduto e poi ipotizzare i reati. Ormai è stato dichiarato pubblicamente che l'Italia nella minaccia del terrorismo, parole molto crude anche dal capo della polizia. E quali sono il livello? Insomma, Venezia è un obiettivo sensibile per la sicurezza in questa città, anche in previsione del carnevale. Ma io continuo a dire che a Venezia e nel Veneto la guardia è altissima, c'è una fortissima attenzione da parte delle forze di polizia e da parte della magistratura. C'è il supporto dell'intelligence, di un lavoro a 360 gradi e quindi le mie parole continuano ad essere parole di tranquillità, il che, ripeto, non significa affatto sottovalutare il fenomeno, ma invece stare bene attenti. C'è molta collaborazione con le comunità islamiche? E c'è collaborazione, bisogna sempre ricordarsi che i terroristi sono delle piccole frange che appartengono magari anche a delle comunità, ma la gran parte di quella comunità ha un atteggiamento collaborativo con le forze istituzionali italiane. L'immigrazione può mascherare qualche pericolo terrorististico o sono formule, ci possono essere degli infiltrati oppure è una possibilità marginale? Ma l'equazione immigrazione-terrorismo è sbagliata. Nessuno può seriamente ritenere che dietro ogni immigrato c'è un terrorista, il che non significa però che non bisogna guardare con grande attenzione al fenomeno dell'immigrazione, bisogna essere pronti ad operare dei rimpatri rapidi tutte le volte in cui chi viene sul nostro territorio non è nelle situazioni previste dalla legge. La Digos sta andando avanti con l'identificazione di tutti i soggetti che hanno preso parte agli eventi della notte famosa di lunedì e anche del giorno successivo in cui è stato impedito l'entrata e l'uscita dal campo profughi di accoglienza di Kona. Quindi è ovvio che in questa attività è fondamentale il lavoro che è stato fatto sin da subito, da quel pomeriggio di lunedì, dico tragico perché il tutto è cominciato con la morte della giovane donna della Costa d'Avorio. Le stiamo esaminando, è chiaro che è un lavoro non semplice, soprattutto per quanto riguarda le immagini fatte in orario notturno, però stiamo andando avanti e come voi avete scritto i numeri sono già a buon punto.